Anduale, anduale, anduava. Su Taialp in Talmud, insomma, si per la puntata fa 4 del progetto Neo Piemonte. Stasera gli parleremo di un'iniziativa molto ben interessante con gli ospiti che come me straunè in Piemonte in questo momento, ma che fino da lontano a sdan da fe a pro della Lenga e della patria. Mario, mo per introdurre i nostri amici. C'è ritorna da parte mia, sì, è interessante che ma non è la primavera perché insomma Fabrizio era andato a Badia se capisce in Piemonte, ma la vi ho parlato con una misa dal Madagascar e adesso invece sono quattro e tutti e quattro sono in Piemonte perché mi sono a Genova, ma il nostro amico Fabrizio che parla da Tunisia e soprattutto il due amici che conoscono Curnen, che non conosce, che sono Paolo Caslinga, che è in Inghilterra, e Mario Galina, che sta in Veneto. Tutti e due sono piemontesi e tutti e due hanno lavorato per tanti e tanti anni a un'iniziativa che adesso è sortita o insomma che è in cammino a sorte, che è la traduzione che è adesso lo diranno gli autori, ma insomma che è quasi completa è tutta la Bibbia, il Vecchio e il Nuovo Testamento. Poi fumavo di una slide, ma costa in tutte le maniere il volume del Pentateuco, che vuol dire i primi 5 libri della Bibbia, la Torah di Ebreu, e costa invece il libro di, ecco, guardi sì, i 4 Vangeli canonici che sono stati tradotti e pubblicati. Mi pretendo che tutti cui conosciuto a vado a Catè si libera perché non è importante leggere la Bibbia, ma l'importante sostenere le pubblicazioni e l'editoria piemontese. Assolutamente. Tutti questi libri, i pedicatei e a costo fino a poco, an Amazon, noi ti manderemo e cercheremo di buttare il link, ma comunque se cerchi Amazon e poi Paolo Castellina, i trovi tutte le pubblicazioni e un paio di le riceve. Un'altra cosa che speruma che Antlavni, se non snuran giuta, Paolo e Maio a riesco a fare alle pubbliche tutta la Bibbia in un volume unico come sì. e come è per tutte le lingue del mondo. Quindi questa era la mia presentazione, in tal senso che parleremo un po' della storia della traduzione della Bibbia o di Vangeli in piemontese, di problema tipici e sarebbe bello parlare un po' di problema in generale dell'editoria in lingue minoritarie, soprattutto in piemontese. E con un'altra cosa, se Fabrizio mi aiuta, io voglio ricordare che stan sì il 2024 a fa all'Elan che fa 60 della storia del drapeau piemontese, la regione alla fight alla un bel logo, alla Pubblican Liber, all'Encamin che presenta già parte credo da la smana che avven varie iniziative pubbliche i credo tutti a Turin, da Magi. Il logo alle bel, una vira tanta l'hanno fatto un bel lavoro e Ma sta anche robe, devo essere con le robe entre le province perché per esempio i nostri amici Zampiera che lui mi aveva visto l'ultima puntata con loro ha spronto a fare una serie di iniziative in quel posto. Spero che non sia con gli altri cantoni del Piemonte. Giusto, bel e soprattutto è interessante che all'abbio buttato non max 600 anni della nostra bandiera, ma che si incalasse, perché le questioni del calese al di denchei, a scrivere con piemontese e fino a piemontese giusto, i credunen, ma la regione è buona a scrivere piemontese giusto, 60 anni il nostro drapeau. Deve essere un miracolo, ecco, mi credo che sia un miracolo, perché normalmente a sbaglio sempre tutto.
Parlando di Bibbia, ma mia il riferimento giusto e magari assumo veramente anche la prospettiva. Sì, va bene, mi lasceria la parola, beh, Savel prima Paul Caslin e poi Maio Galin per una corta presentazione personale del lavoro che l'hanno fatto. Sì, volentieri. Sì, après i miei studi teologici, ho lavorato per più di 20 anni nella Svizzera italiana come pastore della Chiesa Evangelica Reformata e adesso come pensionato stavo con mia figlia che è inglese in Inghilterra. Mi sono sempre interessato alla linguistica e in particolare della lingua piemontese, che è la mia lingua di famiglia, la lingua del cuore, come piace di. Mi pare mia madre, con tutti i parenti, parlavano piemontese, turinese, ma loro, come alle tipiche, con noi altri le masnà parlavano macca in italiano, anche che affissa me per nostra educazione ante il mondo moderno, alle cerche e questo proposito, anche questo proposito ora fosse un errore. E l'ha sempre creduto che la lingua e la cultura piemontese sia un patrimonio et paese importante da guarnese, con suen e chiudisse. E per l'on, più tardi, sono catame i liber in piemontese che spodio trovare per poter apprenderlo come casdeu, la una mentalità letteraria, e praticherlo. E per lei scrive in piemontese è dunque una roba che le è venuta più tardi nella vita. E il fatto poi che sono stato per la più grande parte della mia vita fuori dal Piemonte, all'estrangero, alla nende scoraggiare mi invia a conoscere me e praticare la lingua nostra gente, dare una contribuzione personale alla sua difesa e promozione. E per il motivo che la persuasione che la conoscenza della Bibbia, che per la fede cristiana è la parola di Signore, lui alla Cisame e fe la conosce per il moyen e la lingua dei nostri antichi, il piemontese. Per me arriva ancora al cœur, alla coscienza midema della gente. Così naturalmente le co-fight per altre popolazioni, come in avvio esperienza in Svizzera, per lingue come il romansch o per il bargaiot, che è una lingua lombarda alpina che si parla anche che la travagliamo, una lingua che questo sia alle belle, che malgré che l'abbia mac a peu près 1000 persone, 3000 persone che la parlo e scrivo, alle ben chiudia e favoria la sua autorità politica e praticata veia da giù, e da giù. E sono ben cosciente che lui sia nel caso del Piemonte, anche che il piemontese è una risica di sparizione. E quella lì è un'altra ragione per avere in piemontese un testo fondamentale come la Bibbia, in mano della gente, vis-à-vis come un moyen culturale per la preservazione di questa lingua. È ben documentato come in tutto il mondo, come chi parleremo ancora stasera, aveva una Bibbia a disposizione in le lingue locali, sia stata e resta un'utis et primordine per la preservazione delle lingue minoritarie. L'ultimo tentativo di avere una Bibbia in piemontese savia che l'aveva fatto Lucenti Valdese, il Testamento Nuovo, e quella edizione è ancora a disposizione anche, ma suo stile e prosa aveva pinen ben anche, sarebbe stato necessario fare una revisione sostanziale. E lui le proprie lonchi sono abitualmente state fatte a peu près dal 2007. Il aveva cominciato con la revisione dell'Evangelo di Mark, ma poi mi travaglia le slargasse pian piano fino a comprendere gli altri libri della Bibbia con una passione che è mai venuta a mancare. Grazie Paolo, grazie. Miracolo poi parliamo un po' più di lavoro di Valdese, dell'importanza per i Valdese e il lavoro che è stato poi pubblicato in Inghilterra, quindi è interessante da una mira storica.
E poi sono stai e vi parliamo un momento con Maio, perché che invece ha un po' la memoria storica delle traduzioni della Bibbia in piemontese, perché lavorava già 30 o fino a forse 40 anni fa con i nostri magistri, con Bre e con gli altri. Pic. Sì, c'era a tutti. Ma come mia provenienza, l'estrazione è dal mondo artistico, mi l'hai mostra praticamente scultura, lei fa l'Accademia delle Belle Arti, l'Albertina a Turin. Dopo 2 anni, proprio per un completamento umanistico, sono andato a lettere, ma quella che è sempre l'indirizzo artistico, ma non è che si trovava vai ben, ecco, era l'epoca anche tra l'altro della contestazione, quindi era una certa dispersione. Diciamo che poi sono entrato con un esame d'ammissione entre la facoltà teologica ad via Windestember a Turin, e lì lei fai 6 anni. Ora, alle servime molto bene, anche mi l'hai un'estrazione per quanto riguarda il registro lessic famiglia come Castrigna, famiglia turinese che parlava turinese, diciamo che l'hai buttata insieme poi con la calera le velleità, la sacra scrittura e fino alla teologia con la mia parlata piemontese. E con la prima metà di anni 80 lei incamminà a scrivere insieme al musical Brandé e faceva sorte praticamente 2 capitoli minca 3 mesi. Ad esempio sì, alle roba più o meno tra anni 80 e anni 90, se c'era. E scusa, e ti facevi la traduzione che a lei poi più o meno la traduzione che lei dovrà adesso o lei torna a cambiarla? No, questa sarebbe una prima stesura praticamente. L'uma dovrala, però giustamente era passai e tempo e poi diciamo che questa era una traduzione che era letterale e come dice Castrigna giustamente adesso anduma più proprio in tal merito, in la sostanza alle volte di versetti. E mi ricordo da come ti sei presentate te e tua biografia che ti facessi la traduzione ma pubblicassi con le immagini, i disegni. Sì, cool, beh, certamente. È interessante. Roba mia, ma anche roba di me studente che adesso la lauda non fai carriera, sia i Garbolini ad esempio, no? Praticamente con gli anni 80 sono andati avanti alle fasi anche il Messal, l'hai fatto anche il Messal romano in quel periodo, tutti i 3 anni. L'hai stampata poi insieme a Brero con la calè la prima stesura della Genesi dal 1987 e Brero in tal contempo la stampa i vari Evangeli. Ecco, questa è la prima stesura. Ma che credo che tutti questi Vangeli siano disponibili, alle praticamente oramai no. No, all'ero edizione piemontese anche tra l'altro, mentre la Genesi che l'aveva fatta insieme a Brero, ma Brero l'aveva travagliato al libro dell'Apocalisse, della Rivelazione, all'ero con l'editore Gross Tomasone a Turin. E questa è stata praticamente la cronistoria fino alla fine di anni 80. Poi alle capità di anni 90 che la sarà il musical Brandé e su mandai avanti sempre con Dasiant, no? Con la traduzione minca 3 mesi, 2 capitoli, ans la sloira. Che la sloira
Scusa, che la Sloira ha un giornale di Suma storico, perché lei Sì, continua no, per giornale tanti anni, ma adesso a Smia Calabria chita recentemente. sì, è già qualche anni che l'ha E sarà chiusa. un problema per la Arnase, e hai tante idee per fare l'Arnase, ma questa piuttosto ne parleremo una volta. Alla chità anche dopo che le mancaie c'è un in pic praticamente, anzi direi proprio con una certa coincidenza. E sono all'estate, praticamente poi una decina d'anni fa l'hai conosciuto tramite la libreria d'Oira Grossa, dove Paulin Sirot, no, dove era. Perché ahimè Bellavance, la libreria è piena. E alla fine conosce Castellina e praticamente gli ultimi 10 anni l'uma non mac finila, ma l'uma e pubblicala insieme alla Wikisource, ma l'uma anche arfala praticamente con un'altra situazione. Quindi Espel dice che siano due stesure. Per quanto riguarda i Vangeli, direi che con gli ultimi che sono fatti ne è 3 praticamente. Grazie, mi voglio grazie, mi voglio chiamare a Paolo se a Pöd di che parola si Vangeli Valdeis, ma Sì. però io voglio scusami, io devi capire che Paolo Caslin è un pastore arfurmà, un pastore evangelico, e che invece Maio Galin ha una tradizione e una formazione cattolica. Mi vuoi perché già all'encamin che ha domanda da i nostri ascoltatori se la Bibbia e i Vangeli fatti da un arfurmà sono valida, sono giusta, sono gli stessi che cui che adovro i cattolici, se sono le differenze, eccetera. Mi vuoi dire che sono perfettamente gli stessi, l'unica differenza è che i cattolici, a mia, ma mi sono un pastore, neanche un prete cattolico, a mia che i cattolici accettano qualche liberet P, et cui che accettano gli ebrei e coi gli arfurma. Ma se vuoi dire cosa a Paolo... Sì, ma la storia va molto ben più André di test biblici che sono stati vultan piemontesi, a lei una storia che si trova in piemontese arcaico, un libro che lei chiama i sermoni subalpeng, i sermoni subalpini, che si trova alla Biblioteca Nazionale Turin, che le narcoita 22 sermoni completi e armunta al secolo che fa 12. Il riferimento al 1150 sono prediche, ma il piemontese alle circa alle piemontese, ma al piemontese che si parlava anche l'ora è ben differente da quel d'anche. In tutti i casi hai d'autri esempi pianans antiani come un uomo che si chiamava Jacques Lelong l'anno 1709 che l'aveva fatto nell'encazione delle scritture sante in lingua volgare, aranda le edizioni provenzali, catalane, retiche e dalla Valacchia, questa persona parla dell'esistenza del manoscritto del Testamento Neuf Pedemontan, scritto a peu près entre gli anni 1500 e che adesso le guerna in Svizzera, a Zurigo, ma è probabile e ognuno l'ha studiato, ma mia, mi l'hai mai sentito parlare? Ma è probabile che si trattasse una copia durante Piemonte la versione della Bibbia provenzale fatta ancora dai Valdesi. E questo testamento piemontese era compreso nella lista del 1740 di libri proibiti dalla Chiesa Cattolica Romana.
Ma in tutti i casi, come se sia la prima versione completa, come che te l'hai detto tu, Mauro, del Testamento Nuovo in lingua piemontese, è stata vorsua e finanziata dall'inglese Charles Beckwith, che è paruta nell'anno 1834, che era un cristiano divoto della Chiesa anglicana. Beckwith era poi un colonnello dell'armata inglese, e après d'aver perdu una gamba alla battaglia di Waterloo contro Napoleone, ha conosciuto l'epopea di Valdez e è tanto interessata che alla venga in Piemonte e vive insieme a loro. In quei tempi là, i Valdesi era una popolazione alpina e lingua provenzale e francese, e tutta l'istruzione che l'avio e i libri che l'avio, compresa la Bibbia, era in francese. Scusa, sono vuol dire, Paolo, che ti pensi, che la traduzione di Vangelo che l'hanno fatto i Valdesi con l'aggiunta di inglese all'era non per l'Urmidem, ma l'era per spantier la Chiesa Valdesa ant la Piana, anta di Zuma Ciamumie il piemontese della Piana. Alle parei? Sì, proprio là. Ma all'origine l'intenzione di Beckwith era gite quelle popolazioni alpine della mira sociale, culturale e spirituale, hanno facendo conoscere l'Inghilterra e hanno dato contribuzioni per scuole, per varie istituzioni. In tutti i casi, la prima Bibbia andò a chi l'uomo al piemontese era stata stampata a due colonne, francese e provenzale, francese e piemontese, e poi i salmi in piemontese e in italiano. Come che sia, il but era di aggiungere la gente della Piana e nel Macchi Valdese e fe conoscere a tutti la parola no Signore. Scusa Paolo, farei in mente anche di altri generi di considerazione, no? Perché è una roba molto piccola che non ufficiale inglese, spia anche in periodo cruciale della storia europea, come il 1134, spia al Badò a tradurre, a diffondere, poi vanta che sia quelli che lo stampa, sarebbe stata stampata in Inghilterra, no? Giustamente. Sì. Piera stampella portare in Benesif, la diffondi. Sarebbe interessante, cioè non cambiamento a me, se era un but ad ordine geopolitica, era su sì, anti momento in cui l'Inghilterra cercava alla politica di Stato a Savoia una direzione ben precisa, se su sì facevano in parte da certe manovre per influenzare una manovra soft power, come si dice al di Linkei, per influenzare il quadro politico a Turin e per cercare di creare le constituencies durante l'inglese, giustamente a prua dell'Inghilterra all'interno del Piemonte, però su sì, le travai di ricerca che interessante, perché sì, adesso suma Paolo ti dici 1834, capisci che poi tutto cambia a favore dell'Inghilterra nel 1848. È un momento cruciale, no? È un momento cruciale quello lì, giustamente. Sì, potrebbe ancora essere sicura un'influenza politica, perché a quei tempi là erano due potenze che gli inglesi volevano battere, quella della Spagna, quella della Germania e la potenza francese che era aggruppata con gli spagnoli del Vaticano, come si dice, nel centro dell'Italia e al sud, con la dinastia dei Borbonici. Sì, ma poi loro, il nostro problema era una Santa Alleanza, dove allora aveva un'influenza molto bene, Santa Alleanza, dove la determinante la Russia, la relazione della Russia con l'impero austro-ungarico e con la Prussia, e dove l'Inghilterra si trovava
può parvire a tagliare fuori, dunque l'ora la via da manca ad disarticolare un quadro geopolitica a questo tipo sì, e il Piemonte è stato a Savoia ieri un element piccito, forse che loro pensavo più influenzabile, molto più probabilmente gli andurà con delle manovre del genere per poter influenzare la politica a Turin. È interessante che sempre da quella mira lì che io interessato, penso gli inglesi, a controllare il canale di Suez. Che era quella mira al momento lì. L'ero interessato. Sì, ma è tutto collegato, ma il Rumane butte in questione che qui che ci sa o fa la promozione della Bibbia all'ero cristiano sincero che Dio che la Bibbia è la parola del Signore che vale la pena che fosse conosciuta ante la penisola italiana, malgré l'opposizione delle autorità cattoliche romane che in quel tempo lì loro volevano che la gente conoscesse il testo della Bibbia, ma perché loro volevano tenere controllo del clero sulla popolazione. Il monopolio della parola di Cristo nella bocca del clero. Sì, no, vorrei dire che il controllo della popolazione, l'idea è che il clero, loro pensavo e ancora forse penso che loro fanno una mediazione tra lo Signore e la gente, no? È una questione di potere. Ma noi altri protestanti diciamo no, tutti i credenti hanno il diritto di conoscere la parola del Signore in maniera diretta, e che l'umanità manca di mediazione politiche o di mediazione del clero. Paolo, prima di arrivare alla conclusione, mi adesso vorrei parlare invece del Didenchei, perché Caidun Apple di ma se il mondo è cambiato, e come mai né la Chiesa Cattolica adovra le tradizioni piemontesi, ma neanche ti dici personalmente Paolo i Valdesi, neanche i Valdesi sono interessati al piemontese e neanche al provenzale, diciamo pure. Quindi, come è, secondo voi altri cose, secondo Maio, l'atteggiamento delle Chiese al plurale e hai che possibilità di fare conoscere travaglio e felo i venendi a provare, perché capisco che la Chiesa Cattolica è una roba molto ben più grossa che ti e tutti noi insieme, ma insomma felo almeno considerare. Come è la situazione? Ma la situazione ha l'influenza grande anche della globalizzazione, tutti i poteri politici, sociali e fino alle chiese istituzionali, allora hanno l'idea che tutto deve essere conformato, omogeneizzata, allora vorrei che tutti fossero gli stessi e pare all'ANP poter controllare la popolazione, ma noi altri abbiamo una mira a pensare molto ben differente, perché minca popolazione, sua lingua, sua cultura, è importante e l'umanità è essere tutti gli stessi, no? Credo che Maio avesse qualche ricordo personale del lavoro che l'avevo fatto negli anni 80 e come l'hanno cercato di smunglio ai vescovi piemontesi, no? Giusto? Sì. Noi altri ero partiti con quelle che erano le direttive del Vaticano II. Le direttive del Vaticano II praticamente adasivano la possibilità in tutte le lingue parlate e conosciute ad esempio quel che era l'ufficio, la messa. At fight va ancora avanti adesso la messa in piemontese, sai che in Bertula ad esempio, con una che era stata una nostra collaboratrice, Giovanna Gribaud, tra l'altro.
ma che sta possibilità di avere una certa coralità con altre lingue resta un po' sulla carta. I vescovi praticamente di anni 80 alla viu fermane praticamente, alla viu non dai la possibilità d'ufficiare quella che era la messa in piemontese. Fabrizi, puoi debuttare Maio in prima posizione? Vero, perdono. No. Perfetto, grazie. Però mi vedo che i previ faccio un po' long cavorio, ecco, andasio, anzi forse dopo che stai sta limitazione forse alla fine un po' slargasse. Per quanto sono riguarda il Messal, per quanto riguarda la traduzione in piemontese, mi tra l'altro tutti liberi l'hai portai al vescovo e l'hai intenzione da spedire anche a Roma, specie il più impressa possibile, perché potrebbe essere una certa permeabilità, no, da parte da Francesco. Diciamo che sì, molto ben gentile, rispondo, interessato, però tutta appunto, se non la possibilità dovrei ancora che lei la messa, resta molto bene sulla carta. Il discorso è lì. Sarebbe interessante, mi l'aveva già portata a Ghiberti, ad esempio, che era il rettor della facoltà teologica, no? Manca da poco, tra l'altro. L'aveva portata a Mac i Vangeli ad Brero. Sì, stai un certo interesse, insomma, però non più tanta. Sarebbe interessante adesso sente cosa che ne parlo, anche perché adesso convince appunto guardiamo alla sostanza e non alla letteralietà proprio dal test, però lo fa anche in maniera scientifica. Le note lo dimostro, ecco. Se neanche aspettavai, se vi ti interesse, come è la situazione per le altre lingue minoritarie in Italia? Ma no. Al Furlan è stato il primo e mi sai che però alla una certa spinta, perché all'ero seminarista che all'involta, ma parlo già di anni 90, penso, adesso non è sicuro della data, e all'involta praticamente tutta la Bibbia, compresa la parte deuterocanonica, no? Che, o apocrifa, come dicono le Cese riformate. Ultimamente l'hai lesu che le messe in Furlan sono state così fermate ultimamente. E poi d'aute a toccano siciliano, a toccano sardagnolo, ecco. Però proprio completa praticamente useria di che è la nostra e con la Furlan. E Provençal, ma sono insicuro. Provençal in Francia? In Francia il Provençal, sì, sicuramente. E il Provençal, diciamo che l'hanno avuto fino all'imprimatura. Là è un certo l'Arzac, un da sul che l'ha voltata tutta partendo dal test greco, però dal test di Astanta. Hanno fatto un bel lavoro, hanno buttato i deuterocanoni, quindi Tobia, Maccabei, Giuditte, compagnia bella. A Masmia che ancora una vira il piemontese sia l'unica lingua non riconosciuta dallo Stato, perché il Furlan ha la lei 4.2, il Sard il siciliano no, ma il siciliano è la traduzione completa. L'unica lingua non riconosciuta dallo Stato che ha una Bibbia completa e che ha un'attività editoriale, forse non, perché la roba non alle non venduta in generale, ma insomma produzione di libri completa. E direi vitalità. La completa manca un'attività e un aiuto
politica istituzionale, belle sei sono di partita di su desse autonomista, ma i non hanno fatto polemica, ma la realtà alle che è non aiuta e a mesmia, se non Fabrizio che ne pensa, non interesse da una mira politica per la spantie né tuer la lingua piemontese. Parole sante. E poi sì, è difficile contestare un'affermazione, una constatazione di fai come la fai te. E purtroppo è mi invece gli stai in un momento d'oro che capisci neanche come le arriva e come le sparì. Se non vise tutti le stai 99-2000 quando la giunta Ghigo alla debita un po' tutto il lavoro necessario per portare in maniera sistematica il piemontese anche a scuola. Quando ero stai pronta gli strumenti didattici, la formazione di docenti, e era un piano per arrivare a qualcosa definito, ma proprio col partito che rivendica l'identità locale, che sflatta a portare i drappò in piazza, che è la Lega, disumlo pura e disdilo, su proprio loro qui che hanno tagliato, quei fondi, quel lavoro che era stato incamminato su Taghigo. Dunque, l'evidente che è nella connessione, che è nella visione, cioè è difficile capirlo e interpretarlo fino in fondo, un fenomeno del genere. Cioè, gli è molto bene al paradossale, gli è probabilmente al fatto che sicuramente il problema più grosso è che manca lo che si chiama al pull factor in inglese, che dalla banda del PIB piemontese fino a iniziative del genere neanche sia stata approvata con entusiasmo, è sempre stata un po' di indolenza ed rassegnazione. Capisco che il numero di parlanti ha diminuito, a cala tutti i dì, nel senso che c'è sempre meno gente che lo parla, a val per il piemontese come a val per tanta altra gente, e allora ha fatto di problema economico a minca pubblicazione in piemontese. E voglio chiamare a Paolo che se in cammino a finire, che hai ancora che è libero da pubblicare, e se vuoi dirmi cosa che si fa adesso, e poi tutta la Bibbia è già completa, se la può trovare all'internet, ma il ha pensato a pubblicare per noi altri con self-publishing, come si dice in inglese, la produzione di stampe questi libri e la gente può ordinare una copia, Amazon in questo caso allo stampa e allo manda a cui che l'hanno fatto la richiesta. Insomma, sono ancora in cammino a fare la revisione di profeta, Isaia, Geremia, Ezechiele e gli altri, e quelli faranno un volume che sarà grande, e poi gli ultimi sono i libri storici del Testamento Vecchio, prima e secondo libro di Re, prima e secondo libro delle cronache, e Samuel ed altri. I libri anzitutto storici saranno pubblicati gli ultimi, ma spero proprio poter terminare. E poi spero se non signora un mese a giugno che sarebbe tutto pronto, e poi non fare la promessa, ma tutte le settimane i cerco di fare 10 capitoli, e poi fare più di 10 capitoli tutte le settimane, e un'altra roba che sull'internet non ma il testo è scritto, ma è parlato, perché minca un capitolo che quando è finito hai la registrazione del capitolo che si può ascoltare
E dove mandare l'angliura, dove mandare il link. Dove mandare il link per il butuma o il sì. sì. E poi ti dici che la grossa speranza, come dicevo già, sarebbe più dai pubblicare tutto in un volume unico, il Vecchio e il Nuovo Testamento tutto insieme, e lì va a capire un impegno editoriale, forse finanziario, economico, che aventa ancora risolve, insomma, per lei. Sì, il problema finanziario, per esempio, hay una nuova versione della Bibbia che l'hanno pubblicata in italiano 2 o 3 anni fa. Pensai che all'anfa la pubblicai in Bielorussia. In Bielorussia in Aida c'è meglio informazioni che l'hanno spendu per farla pubblicare a quel posto lì. Scusa Paolin, all'anfa la stampa in Bielorussia. Sì. Questa roba, stampa in Bielorussia. No, il problema è che noi altri alle Mac finanziari, perché noi altri siamo sostenuti da Cese, nessuna Cese ha sostenuto. Un sostegno. Sì, non chi fuma alle Mac, come si dice, tasca nostra. Saccoccia nostra. Sì, saccoccia nostra. Senta. Saccoccia nostra. Non saprei, ma sono sicuro che gli avevi già venduto tante copie dell'onca alle state pubblicate. Prima di concludere, mi voglio ancora ripetere che tutti cui conosciuto devono andare insieme a Amazon e a te almeno in parte i libri che l'uomo fa vedere e gli altri che l'uomo non fa vedere e che trovi, ripeto, se andate insieme a Amazon.it e cerca tu me insieme alla pagina di YouTube. Esatto, e poi dico giusto, come le sì. Quindi aventa andè e aventa catei il più possibile. Poi sì, ambelesì in nostra pagina YouTube i volumi mia Fabrizi che hai sì tanti non mark di like gente che piace, ma tanti suggerimenti, belle tante critiche, perché dove essi con tante critiche probabilmente sono tante cose che vanno bene. Quindi volumi un debatto teme a essi main. Esatto. Capire non chi veri da Neopiemonte deve essere esatto, i deve collaborare, deve giudicare a fed mese più duma. E alla fine pin là che noi e Paolo e Maio e Fabrizi e tutti noi si spera sempre che a nasca un movimento che sia culturale, che sia politico, che sia in generale dar nascita del Piemonte, che in questo momento i dovuma di alle completamente morta. Sì, il lumen da appoggiesse sull'istituzione, il lumen da fello noi altri, l'istituzione che vado come a cavallo ante, l'iniziativa alla da viene dalla gente che spita lì e tira su i soldi e le autorità, l'istituzione che fa solo un cavello. Vero, però dipende a medium. Niente, sono d'accordo, la situazione è da andare avanti oramai in questa maniera proprio per inerzia e il buttale culturale sicuramente. Sì. Scusa Fabrizio, ti in cammino a parlare, no? No, che noi siamo come a medium, l'importanza è arrivare a avere un medium che si esprima in lingua montese, che abbia il contenido originale, e per me la spazio per lui è una bella mira se noi siamo buoni a portare un prodotto, a fare sorte un prodotto
di Numar con l'istituzione dovrei trovare, perché no, che hanno giunto con l'istituzione, come l'abbiamo detto, il momento più buon che l'uomo aveva nel 2000 è perché l'istituzione sono bitate in 30. E il problema è che poi queste iniziative le stanno andate per dire. Dunque, domani con i travai, se come pronte fa sorti di sempre interessante. Vi ringrazio per questo vostro contributo, vi ringrazio soprattutto per il lavoro che le fai, che è veramente un lavoro d'amore, che so prima di tutto per l'amore della Lenga, l'amore più bello e più puro, perché quelli che le ispira dalla volontà che viene dal cielo, dunque l'on che le fai è veramente buono e giusto, e mi sono contento che anche lui mi ha dato questi spazi, spero che questo contribuisca a spantire e portare in là l'on che le fai fino alla sua conclusione completa. Sì, grazie, perché senza l'amore è niente e con l'amore si può fare tutto. Chi è Paolo che disse sì, no? Che se i pesessi avete tutte le ricchezze di Cusmun, ma se gliene l'amore ante al meccher, lei sul più povero di disgraziato. Non è l'apostolo Paolo che disse son. Diciamo. La grazia. Grazie ancora a tutti, grazie Paolo, grazie Maio, buon lavoro. E Cerea a tutti gli ascoltatori. Grazie. Cerea. A presto, forza Piemonte. Vinto, ciao. Presto.